Per la quarta e ultima batteria stanno per scendere in acqua Martina Collodel in corsia 1, Giulia Raccagna in 2, Barbara Pozzobon in 3, Veronica Lucchese in 4, Lucrezia Delantone in 5, Giulia Grasso in 6, Martina Marin in 7, Teresa Malipiero corsia 8. In acqua con la terza e penultima batteria con Giulia Salin, Team Veneto in corsia 4, che fa il suo esordio questa mattina alla 21esima edizione del Memorial Chiara Giavi. Giulia Salin, pluricampionessa italiana giovanile e di categoria, e primatista italiana ragazze in vasca lunga degli 800 e 1500 stile, primatista junior degli 800. Più volte ha indossato i colori della nazionale giovanile a partire dal 2015 e 2016 con la doppia partecipazione in Coppa Comene, ancora campionati europei giovanili 2016, finalista nei 1500, e l'ultima stagione 2017 ha vinto il bronzo agli europei junior di Netanya nei 1500, è stata quarta negli 800 gareggiando contro atlete 1 anno e 2 anni più grandi di lei, e ha preso parte anche ai mondiali di Indianapolis con altrettante 2 finali individuali sempre negli 8 e nei 1500. Giulia Salin, che è anche specialista delle gare in acque libere, 2 volte campionessa europea giovanile a Piombino 2016 e Marsiglia 2017. Davvero super carriera per la Salin, che è giovanissima, ancora categoria junior, atleta del 2002 come detto, e soprattutto è stata anche vincitrice di ASIB, Arena Swim Your Best, edizione 2017. Vittoria Grotto però, che è davanti per pochi centesimi, l'abbiamo vista nelle gare di ieri, l'atleta di casa portacolori della Società Montebelluna Nuoto. 3 medaglie di bronzo vinte ai categoria di Roma nei 200, 400 e 800 stile. Piena fase di preparazione naturalmente sia per i criteri ma soprattutto per i campionati assoluti primaverili, gara di selezione come sempre agli eventi internazionali delle categorie giovanili. In programma quest'anno, ricordo, sempre gli europei, e ad ottobre ci saranno anche i Giochi Olimpici a Buenos Aires, sempre riservati alle categorie giovanili. Grotto Salin a condurre con Elena Pravato in terza posizione, in attesa naturalmente della quarta e ultima batteria già presentata. Pieno controllo delle operazioni sia la Grotto che la Salin, non ci sta però a toccare dietro e dunque aumenta leggermente negli ultimi 25. Quanto basta per mettere la mano davanti? Per 4 centesimi soltanto. Salin 4:21,16, Grotto 4:21,20 e poi Elena Pravato 4:22,76. Questi i primi riferimenti in vista della quarta e ultima batteria pronta alla partenza.